È il giorno della verità per Angelino Alfano, che in Veneto vive ore frenetiche. Figura mitologica della politica moderna, vice premier e segretario uscente del PDL, è il risultato della fusione a freddo tra governo e il partito di Berlusconi, due anime in conflitto che potrebbero esplodere da un momento all'altro. L'ora X è puntata sul Consiglio nazionale del 16 novembre, quando il Popolo della Libertà morirà per far risorgere Forza Italia. Un terremoto che potrebbe portare alla scissione, le colombe di Alfano da una parte, i falchi dall'altra, pronti a passare all'opposizione. Il viaggio a nord-est diventa così l'occasione per far la conta dei fedelissimi alla linea filogovernativa, una conta silenziosa e nascosta dietro a prudenti segnali di pace. Noi confidiamo e speriamo sempre che il nostro movimento politico possa rimanere unito. Del resto noi siamo consapevoli e certi che il presidente Berlusconi è vittima di una grande ingiustizia giudiziaria. Confidiamo e speriamo in un PDL unito. La giornata campale di Alfano inizia così a Verona, senza certezze per il futuro. Nelle sale luminose della prefettura incontra le categorie economiche per firmare i protocolli nazionali per la legalità e la sicurezza delle imprese. Il pomeriggio è già a Padova, dove al Palageox incontra 200 amministratori del PDL per raccogliere istanze, problemi e proposte. All'arrivo resta trincerato dietro a dichiarazioni buoniste. La strategia è non scoprirsi. Il presidente Berlusconi ha detto: attenti, farete la fine di Fini. No, non era una minaccia, perché lo conosco e so che non poteva esserlo. Noi lavoriamo fino all'ultimo istante disponibile per tenere unito il nostro movimento politico. Lo spartito è lo stesso di Verona, di lì Alfano non si muove. Poi al Palageox inizia una riunione blindata, le porte si chiudono lasciando fuori i giornalisti e persino alcuni amministratori del PDL. Un attimo di pazienza. Però così sembra una riunione di Carbonari. Ma perché? Perché non si può entrare? Mi hanno detto, Ma chi è che gliel'ha detto? Le porte si riaprono dopo un quarto d'ora. Dal palco gli amministratori parlano di patto di stabilità, di legge elettorale, di un'Italia da rifondare. Alfano chiede tempo. Questo governo, ammette, non è il migliore possibile, ma certamente è il male minore rispetto al buio di una fine anticipata della legislatura. E poi svela: il nostro progetto per il futuro non sono le larghe intese, ma per realizzarlo bisogna costruire un grande centrodestra. Sì, ma quale centrodestra? Beh, questo è chiedere troppo. Forza Italia, lei ne farà parte, Presidente?